Le uniche grida sono state queste in un centro storico blindato. Per il resto è stata davvero una marcia silenziosa, come annunciato dagli organizzatori, quella per l'indipendenza del Veneto. Unica bandiera ammessa, il vessillo col leone di San Marco. Da Porta Santi 40 a Piazza dei Signori, sotto la pioggia e sotto gli occhi di polizia, carabinieri e vigili urbani, decine di attivisti si sono messi in cammino a sostegno del referendum per il distacco dall'Italia. Pochi cartelli, un solo striscione. Secondo i promotori, infatti, non c'è più bisogno di urlare slogan roboanti. Ormai si tratta solo di partecipare al plebiscito digitale. Siamo stanchi del sistema Italia, vogliamo autodeterminarci, vogliamo l'indipendenza del popolo veneto e di chi vuole bene al popolo veneto e vive e lavora con noi. La consultazione è fissata per il prossimo 16 febbraio. Ai veneti gli indipendentisti proporranno questo interrogativo: vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana, sì o no? E sono 30.000 le firme presentate all'Unione Europea per chiedere un monitoraggio internazionale che assicuri la legittimità del voto popolare e l'attuazione delle conseguenti decisioni. Proprio in questi giorni la Commissione per le petizioni dell'Europarlamento ha risposto al Comitato Plebiscito 2013, dichiarando ammissibile l'iniziativa in quanto consona al regolamento europeo.